Allora, Renata Paolucci. Io vorrei fare una premessa. Lei parlava di frizioni, no? Hanno creato dei problemi. Io chiedo allora ai vari governi italiani, quando hanno una popolazione che era di circa 120.000 persone e poi è diventata di 150, ma i numeri precisi non li sappiamo perché non esiste un monitoraggio serio. Cosa hanno fatto in tutti questi anni, per queste popolazioni? Assolutamente nulla. Va bene? Questo è un dato certo. C'erano soldi che si potevano chiedere, no, glielo dico io, per anni, non è vero, c'erano soldi che si potevano chiedere all'Unione Europea e ne sono stati chiesti in minima parte, lo so io, guardi faccio parte del nazionale anche io. Addirittura le associazioni della Caritas per gestire non queste che sono venuti fuori non gli è scandali stato da questo fatto punto di vista, guardi, per quanto riguarda la scolarizzazione poi, io sono loro che non vanno a scuola, sono un signora, perché usano i bambini per portarli a rubare, diciamo la verità. Non è vero. Ma come non è vero? Ma stiamo scherzando? Allora, ma andiamo a parlare con la gente? No, non è vero. No, perché se adesso vogliamo dipingere gli zingari sono bravissimi. Generalizzare. No, non generalizzo il 90%, forse il 99%. Non generalizzare. E comunque continuo perché io voglio fare un discorso. Se lei vuole sostenere che vendono ancora i cavalli. Inoltre, io mi chiedo, è stato chiesto mai a queste persone il loro parere? Sono sempre state calate dall'alto le decisioni delle amministrazioni comunali o regionali. È stato mai chiesto? Guardi, la maggior parte dei campi sono abusivi, quindi se li fanno loro, senza chiedere niente a nessuno. Aspetti un attimo. Come quando si allacciano la gas, la corrente, sempre in maniera abusiva. È stato mai chiesto a queste persone dove desideravano difendete l'indifendibile. Ora, io le dico, queste persone dipende dal gruppo a cui appartengono. Alcuni desiderano abitare in casa, proprio lo vogliono. Altri invece preferiscono abitare in piccole aree, micro aree, a famiglia allargata per cultura. Sì, ma signora. Questa, no, momento. Sì, però. Allora, nessuno dei Rom e dei Sinti vuole vivere nei campi nomadi. Ma per piacere. Allora, Paolucci, sentiamo con calma Speranzone e poi vorrei sentire a Tagli. Se sono cittadini italiani, mi scusi, hanno gli stessi diritti e doveri di tutti, ma hanno anche le stesse responsabilità di tutti. Allora, sa, ci sono moltissimi nostri concittadini che sono anche indigenti, che hanno difficoltà economiche e che, voglio dire, quando arriva la bolletta della luce, del gas, la devono pagare, perché se non la pagano gli arriva il pignoramento, ha capito? E non è che da parte delle amministrazioni, per quanto le amministrazioni possano fare, le amministrazioni non possono da sole rispondere a tutte le esigenze, ci vuole anche un senso di ci vuole la responsabilizzazione. Allora qual è il problema che ha citato Atalmi? Quello delle priorità, responsabilizzazione dal lavoro, quello che diceva Atalmi all'inizio sulle priorità. Chiedono di andare, ma sa quanta gente chiede e vengono licenziati perché abitano nei campi nomadi? Appunto, per favore, ma sa quanti? Ecco perché se lei non conosce le realtà dei campi nomadi, è mai stato, lei ha mai parlato? Sappiamo di cosa vive, no? E sappiamo anche la denuncia dei redditi di quanto è. Non trovano lavoro. E poi ritroviamo quei macchinoni. Io chiedo che Caner, lei è mai stato in un campo nomadi? No, io dentro un campo nomadi no, perché penso che non ne userei integro, quindi è meglio che faccia a meno di andarci.